sempre diciamo belle notizie. Stavolta un fatto veramente strano. Diciamo che alcuni scienziati hanno scoperto l'esatta posizione di un segnale radio proveniente dallo spazio. In effetti questo segnale radio, ciao Filippo, arriva dalla costellazione dell'Airone, oppure Grus, ed è una periferia di una galassia che è un migliaio di volte più grande della nostra, quindi e contiene moltissime stelle molto molto vecchie, più della nostra diciamo galassia dove stiamo. Quindi questa è la prima volta che più o meno, ciao, che si capisce più o meno la posizione esatta. Quindi questo nuovo segnale è stato chiamato come un numero 180924 e questa galassia è a circa 4 miliardi di anni luce dalla Terra, quindi non è che sta qua vicino, ragazzi. Giustamente stanno cercando di capire, di decifrarla. Ciao Antonio, ciao Sofia, ciao Salvatore. Allora, quello. Quindi ragazzi, diciamo che non sta qua vicino questa galassia, però qualcuno sta mandando qualcosa a noi, anche se gli scienziati non riescono a decifrare che cosa vogliono dire, che cosa dicono. Quindi ci sta questo segnale, ma non si sa cosa voglia significare. In effetti, però, hanno provato con tutti i telescopi, diciamo. Sì, sì, lo so, 4 miliardi di anni luce. Vabbè, però calcola che se loro riescono ad attraversare tipo questi buco spazio-temporale, 4 miliardi di anni luce diventano pochissimi giorni in effetti. Se riescono a piegare lo spazio-tempo come un foglio che tu fai, se fai una parte, diciamo, disegni un punto da un lato e un punto dall'altro e pieghi il foglio, sarebbe lo spazio, no? Quindi tu attraverseresti subito questo punto, aprendo il foglio saresti dall'altra parte, quindi piegando lo spazio-tempo non ci sarebbero differenziati, gli hanno dato questo nome, diciamo che poi mi sembra un numero. FFRB quindi sarebbe frequenza, quindi e poi è un numero, quindi diciamo che sarebbe così in effetti. Quindi ragazzi, qualcuno sta inviando dei segnali, però non sappiamo che cosa vogliono dire, che cosa vogliono, non sappiamo purtroppo decifrarlo, questo è il problema. Però qualcuno là fuori sta cercando di comunicare con noi. Non sappiamo cosa vogliono, non sappiamo che cosa dicono, quindi non possiamo dire nulla. Ci sta l'esatta posizione che come detto è diciamo nella stella di costellazione dell'Airone, 4.000 anni luce da noi, quindi questo sì. Quindi in effetti ragazzi è un casino lì alla fine. Ah, ancora quella, sta ancora in giro. E su quali canali? Grazie. Io non vedo nulla, la verità, non so mo, quali canali ti riferisci tu. Io conosco Elena, poi non, diciamo, non ne so più. No, no, ma figurati, a me non me ne importa proprio. No, forse sarà internet, Maria, non lo so, ma io sto cercando di parlare ad alta voce, quindi penso che sia internet. Comunque, ragazzi, qualcosa o qualcuno sta cercando di contattarci. Purtroppo i nostri scienziati non capiscono cosa fanno, non lo so, poi vediamo se esce qualche notizia buona. Grazie a te, Marcella. Ma non lo so, Silvia. 4 miliardi di anni luce sono parecchi, però come ho spiegato, se piegano lo spazio-tempo, quindi
e si vede che non ha tempo, c'è moltissimo tempo libero questa. Quindi, come dicevo, ragazzi, piegando lo spazio-tempo, anche diciamo una distanza lunghissima diventerebbe facilissima, quindi però ci vorrebbe la tecnologia adatta per fare questa cosa. Anche Einstein e tanti altri scienziati l'hanno solo ipotizzato che piegando lo spazio-tempo possiamo passare da una parte all'altra senza percorrere tutto il tragitto, quindi è come se prendessi una scorciatoia, però a parlare è un conto e a fare i fatti ne un altro, quindi a parte che noi non avremo neanche le navicelle spaziali per andare lì, figuriamoci per piegare lo spazio e il tempo poi. Già andare sulla Luna mi pare una missione che è difficilissima perché pensate un po' ci siamo andati poche volte, quindi in effetti andare già su Marte secondo me sarà, se ci riusciamo, sarà proprio un evento. Vabbè, può scrivere che vuole, grazie. Quindi diciamo che noi non abbiamo neanche i mezzi, diciamo, ufficiali, tipo una navicella per andare, sa, andare e venire dalla Luna, cioè tipo come un viaggio. Noi non abbiamo neanche quello noi, cioè abbiamo fatto quella missione Apollo, poi non c'è stato più nulla, poi ci sono stati i cinesi, però se vi rendete conto, sulla Luna ci siamo stati due o tre volte, tutto il casino. Quindi con la tecnologia che dovremmo avere sarebbe come andare da qui a Milano e tornare. Però nonostante ciò non l'abbiamo questa tecnologia. Figurati andare su Marte oppure su altre galassie, questo è impensabile ancora per noi. Può darsi che fra 100 anni questa sarà una sciocchezza, per ora è un grande problema, quindi anzi non si può, è capace che questi esseri viaggino più veloce della luce. No, no, i fieri, invece di respirare l'ossigeno come facciamo noi qua, loro respirano ammoniaca, perché di solito i pianeti sono ricchi di ammoniaca, che per noi sono micidiali, quindi può darsi che si sono evoluti diversamente da noi, cioè invece di respirare l'ossigeno, loro hanno bisogno possono respirare ammoniaca. Quindi poi dipende anche dal pianeta, da cose, quindi non saranno uguali a noi, quindi che differenza ce l'avranno. Anche a volte qualcuno ha detto i grigi, quello oppure quelli che sono lucertole, quindi diciamo che secondo le persone ce ne sarebbero un sacco di varie razze, quindi è capace che sul pianeta si respira ammoniaca. Beh, da lei. Per me può stare dove vuole, a me personalmente, grazie, non mi interessa proprio, quindi. Se sta a Salerno, così facilita l'intervento qua. Ultimamente era stata avvistata a Milano, quindi Milano, Roma, Napoli, può stare dove vuole. Sì, sì, aspetta, sto qua io. Figurati, io quello voglio. Così si termina. Ragazzi, vi auguro una buona serata. Come sempre, uscito un poco di vento, quindi secondo me stasera respiriamo un po'. Vi auguro una buona serata e una cena, sono le 8:30, quindi si può cenare tranquillamente. Ciao a tutti e grazie sempre a tutti ragazzi.